Lei, il consigliere Sandonà, avete chiesto delle scuse ufficiali a Vanessa Camani, per quale motivo? Perché ieri durante una commissione, la prima commissione in cui si discuteva il consolidato del bilancio, c'è stata rivolta un'accusa molto pesante, cioè il fatto di essere razzisti e di dare l'attribuzione delle case popolari dell'Ater in base al colore della pelle. E per questo chiedo alla capogruppo del PD di ritirare quello che ha detto, perché penso sia una cosa vergognosa abbassare a questo livello il tono politico. Mi fa sorridere la polemica perché al netto che c'è stata una strumentalizzazione delle parole che ho usato, perché io penso che sia un tentativo molto costruito per evitare di affrontare il vero problema che era oggetto della nostra discussione ieri in commissione, e cioè il fatto che questa regione non garantisce ai propri cittadini il diritto alla casa. Restano sulle proprie posizioni i consiglieri regionali protagonisti di un polemico scambio di battute durante una vivace seduta della prima commissione riguardo l'assegnazione degli appartamenti di edilizia pubblica in Veneto. Prima i veneti è un'affermazione razzista. Ma sicuramente no, significa che prima dobbiamo pensare alla popolazione che vive qui nel Veneto, alla gente che ha creato il nostro benessere, che ci ha dato la possibilità di avere i servizi sociali, le pensioni, un po' il grido d'allarme che è stato lanciato anche domenica dal Presidente Zaia, che dice attenzione perché con questa immigrazione non saremo in grado di garantire i servizi e garantire, diciamo, la qualità di vita che abbiamo avuto finora. All'accusa dei consiglieri leghisti di aver pronunciato insinuazioni diffamanti di una gravità inaudita, Vanessa Camani ribatte denunciando la costruzione di una polemica gratuita montata per sviare l'attenzione. Il tema vero però è che mentre abbiamo vissuto per anni con la retorica dei prima i veneti, anche nell'assegnazione delle case, oggi quella roba lì cos'è diventata? Che neanche i veneti hanno diritto alla casa.